Buongiorno e ben ritrovati telespettatori di Antena 3, un'altra prima edizione con voi per raccontarvi il territorio, cronaca, economia e politica sempre sotto i nostri riflettori come ogni giorno. E subito la cronaca, vi dico subito che poi ci collegheremo più tardi con Porto Buffolè fra mezz'ora circa, perché c'è stato un incendio e un'esplosione poco dopo le 8 di questa mattina. Siamo nella Marca Trevigiana in una sottostazione di filtraggio di un impianto di aspirazione polveri di un mobilificio. Il mobilificio è la Friul Intagli di Porto Buffolè, quindi prima un'esplosione e poi un incendio. I danni sono ingenti, ci sono i vigili del fuoco al lavoro. Fortunatamente l'unica buona notizia: non ci sono feriti in questo incendio. Sono arrivati i vigili del fuoco con un'autopompa, un'autoscala, un'autobotte. 9 operatori hanno spento del tutto le fiamme, altra buona notizia. Intanto sono in questo momento in corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare ovviamente le cause dell'esplosione. La nostra Anna De Roberto fra poco da Porto Buffolè insieme a Nicoletta Rizzetto ci racconterà di questa vicenda. Ma c'è ovviamente una notizia che da ieri è su tutti in primo piano dappertutto, anche a livello nazionale, cioè la tragedia della morte di Davide Rebellin, il grandissimo campione di ciclismo travolto e ucciso ieri da un camion. Una tragedia davvero che ha scosso non solo il mondo del ciclismo ma di tutto lo sport in generale. Allora ci colleghiamo con la nostra Luisa Bertini insieme ad Andrea Benetti che si trova a Lonigo, il paese di Davide Rebellin. Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Lonigo e, come ben dicevi, un paese in lutto, perché qui di fatto la famiglia è molto conosciuta, così come Davide era molto conosciuto, anche perché ha spinto alla passione verso la bicicletta molti dei giovani presenti. Ovviamente ieri la tragedia a Montebello Vicentino, in cui Davide, mentre si stava allenando, perché sarebbe poi venuto in visita alla famiglia e aveva un incontro proprio qui con l'amministrazione comunale, è stato travolto da un camion. Al momento le indagini sono ancora in corso per ricercare il pilota, l'autista del camion che non si è fermato. E a proposito di questo guarderei il servizio di ieri, in cui abbiamo trovato sul posto il fratello di Davide. Le notizie le ho sapute indirettamente, diciamo, da altre persone che erano qua proprio di passaggio, hanno visto il corpo e mi hanno avvertito. Io, a dire la verità, non ci credevo, ho provato a chiamarlo, non rispondeva e allora ho chiamato subito i carabinieri mi avevano avvisato, sì, c'è stato un incidente mortale, però non mi avevano dato un nominativo. E mi sono recato subito qua nel posto e anche se non mi avevano lasciato guardare ho visto le bici e insomma ho riconosciuto subito le bici. Una bici distrutta, il segno di riconoscimento del campione Davide Rebellin e il simbolo che resta della tragedia consumata in strada oggi a Montebello Vicentino. La vita dell'ex campione di ciclismo, spezzata a 51 anni mentre si allenava lungo la regionale 11, strada del Vicentino che conosceva bene. Nato a San Bonifacio, da anni viveva a Monte Carlo e si recava spesso a Lonigo, dove vive la famiglia. È stato travolto e ucciso da un camion. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il campione, ex ciclista su strada, professionista dal 1992, specialista delle classiche, aveva partecipato ad ottobre alla Veneto Classic, percorso che da Treviso lo aveva portato a tagliare il traguardo a Bassano del Grappa, dove ha chiuso la sua carriera dopo 30 anni di gare. Aveva appena dato l'addio alla carriera ciclistica e professionistica e lui comunque, come vede, si stava allenando sempre tutti i giorni perché era la sua vita, la sua passione, e comunque aveva degli altri progetti con le bici e purtroppo il destino è andato così, insomma. L'incidente non gli ha lasciato scampo. Ora procedono le indagini dei carabinieri per ricostruire le dinamiche, anche grazie all'ausilio delle telecamere, e rintracciare l'autotrasportatore che non si è fermato. Non si esclude la possibilità che non si sia reso conto dell'impatto, ma chi vive e lavora in zona parla di una strada molto trafficata. La strada è molto trafficata. Dispiace che questo gravissimo incidente sia successo sul nostro territorio, che conta moltissimi appassionati di ciclismo.
E proprio a proposito dei tanti progetti che aveva in serbo Davide Rebellin, proprio ieri doveva incontrarsi con lei, assessore allo sport del comune di Lonigo, per organizzare in realtà una festa, la festa d'addio al ciclismo. Proprio così, proprio ieri pomeriggio avevamo appuntamento con lui e con la famiglia per definire i dettagli di quella che dovrebbe essere stata la festa di conclusione di 30 anni all'insegna dello sport, 30 anni di ciclismo e 30 anni di condivisione della sua passione con la nostra città. Avevamo pensato a un programma di iniziative per la primavera con una biciclettata con gli amici di sempre, una biciclettata semplice con la comunità, e tra le tante attività che Davide aveva in programma era quella di fare una biciclettata con i ragazzi delle scuole di ciclismo del nostro territorio, con le scuole, col pensiero fisso di divulgare e promuovere la passione pulita, nitida dello sport e la fatica anche del ciclismo alle nuove generazioni. Questo era il suo pensiero principale in quella che doveva essere una festa di comunità, molto semplice, ma che rispecchia l'animo del corridore e dello sportivo, che è rimasto semplice durante l'intera sua carriera sportiva. Ecco, adesso si pensa all'ultimo saluto la prossima settimana. Sì, molto probabilmente la prossima settimana ci sarà l'ultimo saluto qui in Duomo a Lonigo. Stiamo definendo i dettagli perché sarà sicuramente un saluto di città, di comunità, una comunità che è sempre rimasta legata a Davide, alle sue imprese sportive, e che in ogni occasione, ogni vittoria ci sentivamo tutti un po' vincitori, perché vinceva la nostra città, la nostra comunità. La semplicità che ha trasmesso e la passione e l'impegno e la dedizione sono stati seminati nello sport della nostra città. Molti nuovi e futuri atleti di questo sport vengono dall'esperienza, da ciò che Davide ha insegnato con le sue vittorie, con il suo lavoro e con lo sport. E poi io concluderei con un ricordo di Davide. Abbiamo qui con noi Luca Pozza, che è lui stesso un ciclista, ma lei addirittura lo aiutava ad aggiustare le biciclette. Sì, Davide veniva spesso presso il nostro negozio per sistemare le bici. Ogni volta che arrivava era un po', non dico una festa, però ci tirava un po' su tutti quanti di morale, perché era una persona molto umile, sempre gentile, mai sopra le righe. Ogni volta che arrivava si lasciava lì in officina tutti i lavori per andare dietro a lui. E poi qui tutti ricordano anche ogni gara si andava al bar della famiglia per seguirlo. Sì, si andava spesso al bar della famiglia, ogni tanto organizzava anche delle serate. Mi ricordo 2 anni fa ha fatto proprio una serata per commemorare un po' tutto quello che aveva fatto durante la carriera e i progetti futuri. E comunque lascia un vortice dietro di sé, perché comunque avrebbe ancora potuto dare veramente molto ciclismo, soprattutto con l'umiltà che aveva, insegnare molte cose ai ragazzi giovani che purtroppo Davide era ancora un atleta di altri tempi, ancora una mentalità dove la passione era la cosa più importante. Adesso che tutti guardano tabelle, test, watt, si è un po' snaturato quello che è la passione vera del ciclismo, e secondo me Davide avrebbe potuto ancora insegnare molto, soprattutto ai ragazzi più giovani. Ecco, infatti qui ricordano tutti che tra le altre cose era un atleta molto longevo, perché a 51 anni ha smesso la carriera. Da Lonigo è tutto, e ovviamente se abbiamo aggiornamenti vi teniamo aggiornati. Grazie a Luisa Bertini, ti lascio ai colleghi di Rete Veneta, grazie anche ai tuoi ospiti. Una notizia che ha sconvolto tutti, c'è stato anche un tweet nel pomeriggio di ieri del Premier Giorgia Meloni, tra i primi anche a mandare un messaggio di cordoglio su Facebook il senatore del Partito Democratico Andrea Martella. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, è una notizia sconvolgente. Sì, un fatto che mi ha molto colpito e mi ha molto addolorato, come credo abbia addolorato tutta l'opinione pubblica per questa tragica scomparsa. Il ciclismo è uno sport di fatica, di sacrificio, e la storia di Rebellin, come veniva detto, lo sta a testimoniare. Ha attraversato anche momenti difficili, è sempre risalito, ha ottenuto importanti successi, è stato un ciclista molto longevo. E questa perdita tragica davvero lascia sgomenti e ci rende sicuramente molto tristi, più poveri, e ci richiama anche ad un'altra tragica attualità che ci riguarda tutti, che è quella della sicurezza delle nostre strade.
fatto che dobbiamo fare di più impegnandoci a tutti i livelli istituzionali per rendere più sicure le nostre strade, perché non è possibile che ci siano tanti avvenimenti tragici che hanno riguardato il Veneto anche in quest'ultimo periodo. Certo, ci sono le parole anche del ministro Abodi, il ministro dello sport, che dice dobbiamo fare in modo che chi toglie una vita si assuma sempre le sue responsabilità. Purtroppo viene da dire c'è bisogno che poi perda la vita un nome importante per tornare, scusate, per far tornare d'attualità una situazione che raccontiamo ogni giorno, soprattutto nella Marca Trevigiana, è gravissima, lo abbiamo raccontato anche nella strage della 4, quindi tema sicurezza che resta in primo piano. Assolutamente, lei ha assolutamente, ce ne stiamo occupando da mesi e mesi per tragici avvenimenti, taluni che hanno a che fare con responsabilità individuali, altre con errori, altre con una situazione davvero difficile delle nostre strade e dei nostri tratti anche autostradali. È un'attenzione costante che dobbiamo avere. Per questa ragione, per esempio, lei l'ha citata, la 4, io ho presentato in Parlamento, al Senato, una mozione per fare presto il completamento della terza corsia della 4, per individuare le risorse necessarie, anche con un'anticipazione da parte dello Stato, già dalla prossima legge di bilancio, e per fare in modo che vengano fatti tutti gli interventi perché nel frattempo venga messa in sicurezza quel tratto. Troppi eventi tragici, troppe vite umane perse, non ce lo possiamo più permettere. Ne va del nostro ruolo, perché non si può solamente esprimere il dolore, che pure è giusto. Accanto al dolore bisogna poi essere capaci di far seguire fatti e decisioni concrete. Lo ricorda il titolo in onda in questo momento, non solo la sua mozione, ma ricordiamo anche il disegno di legge del Partito Democratico sull'autonomia. Si è parlato molto di autonomia in questi giorni, l'autonomia che entra nella manovra di bilancio, i 12 mesi per come dire, mettere nero su bianco i LEP e poi approvarli. Lei cosa dice? Ma io l'autonomia è una questione reale, che diciamo le radici storiche, culturali della nostra regione, quindi noi pensiamo che si possa realizzare seriamente. Per questo che io ho presentato al Senato un disegno di legge che sicuramente verrà abbinato alla discussione che ci sarà quando ci saranno delle proposte a livello di governo. Abbiamo detto alcune cose fondamentali. Primo, l'autonomia si può realizzare in un quadro di unità nazionale, non può essere diviso il nostro paese. Secondo, bisogna sgombrare il campo da questa retorica mandata avanti da Zaia, soprattutto circa il residuo fiscale che dovrebbe essere trattenuto sul territorio, perché non si può fare. Terzo, bisogna prevedere i LEP con diciamo dei livelli di prestazione uguali per tutti i cittadini. Quarto, bisogna partire da quelle materie che sono realmente realizzabili nella nostra regione. Noi abbiamo individuato il lavoro, la formazione professionale, il sostegno alle imprese. Se si fa l'autonomia, così si realizza. Adesso vedo che anche Zaia dice non bisogna dividere il paese. Vorrei chiedere perché per tanto tempo hanno parlato di indipendenza, di secessione e di queste cose. Vedo che anche il ministro Calderoli dice che bisogna fare i LEP. Benissimo, si facciano. Vedo che tutti dicono che il paese deve rimanere unito, sono d'accordo. In questo quadro è possibile anche realizzare l'autonomia. Vedo che il ministro Calderoli stesso ha detto che le materie andranno verificate e anche bisognerà partire in maniera graduale. Insomma, pare che quello che ha detto il PD da un po' di tempo è diventato molto attuale. Temo però che questa maggioranza di centrodestra sia molto divisa su questa questione tra Lega e Fratelli d'Italia e quindi non so che fine farà l'autonomia. Certo noi daremo il contributo nostro per poterla realizzare. E un altro tema di dibattito è quello riguardante la manovra. Soltanto 2 giorni fa abbiamo raccontato poi anche i riflessi un po' locali e il tema del sociale, la manifestazione dei sindacati Salviamo il sociale a Venezia.
è un tema di stretta attualità legato non solo alla manovra certamente, ma riguardo alla manovra c'è quella accusa da parte dei sindacati, per esempio dei medici, che il 15 dicembre scenderanno in piazza a Roma dicendo la sanità è stata, come dire, impoverita da questa manovra. Ma io l'ho detto fin dall'inizio, questa manovra che ormai tutti si rendono conto è priva di una visione politica e di un'idea del futuro del nostro paese, lo abbiamo definito un'ulteriore manovra di aiuti più che una legge di bilancio vera e propria, contiene molte cose negative, ma in modo particolare non contiene investimenti sulla sanità e sulla scuola, che sono settori fondamentali per la crescita del nostro paese e per la sua coesione. Le risorse messe a disposizione della salute e della sanità sono pochissime, il rischio è che noi ci troviamo a davvero non riuscire a garantire i servizi ai cittadini e questo lede profondamente la nostra democrazia. L'abbiamo denunciato. Abbiamo detto sempre che le risorse anche in proporzione al PIL dovevano essere aumentate e così non è avvenuto. La destra ha dato solamente un segnale identitario, come dire, di chiamare in servizio i Novax, ma non è stata conseguente a quello che invece avevano detto anche in campagna elettorale, cioè che sulla sanità pubblica bisogna. Quindi c'è un grande malessere nel comparto, tra gli operatori, tra i medici, anche nella nostra regione, e io credo che di questo bisognerà tenerne conto. Chiudo con il PD stesso. Si avvicina febbraio, come la vede il percorso verso la nuova segreteria? Meglio avere tanti nomi sul campo o avere pochi nomi e idee chiare? Ma innanzitutto vorrei dire che dare come PD del Veneto un contributo a questo dibattito ed è per questa ragione che sabato e domenica prossima faremo un seminario dal titolo Geografie e parole del nuovo Veneto, in cui cercheremo di analizzare con l'aiuto di esperti, di economisti, di sociologi, di professori universitari le principali dinamiche che riguardano la nostra regione dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista economico, sociale, territoriale e demografico. E sarà anche il nostro contributo alla fase costituente del Partito Democratico e diciamo una nostra ulteriore azione per costruire nuove alleanze politiche e sociali in vista delle prossime elezioni regionali. È chiaro che il congresso del PD dovrà avere, io penso, proprio al centro le idee più che i nomi, e dovrà avere al centro l'identità che il PD si vuole dare e non tanto con chi ci dobbiamo alleare, perché le alleanze verranno dopo, una volta che sarà chiaro quali sono le idee principali sulle quali noi vogliamo ricostruire questo nostro partito per renderlo capace di affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Quella che abbiamo di fronte è quella dell'opposizione a livello nazionale al governo di destra, quella che abbiamo di fronte in Veneto è la costruzione di un'alternativa, cosa che stiamo provando a fare all'attuale maggioranza, e quello che abbiamo di fronte è di rimettere la sfida che abbiamo di fronte, di dare al Partito Democratico una nuova leadership forte, in grado di fare in modo che il Partito Democratico sia il partito perno di una nuova alleanza di centrosinistra che, quando ci saranno le elezioni, possa candidarsi a governare nuovamente il Paese. Grazie mille e buon lavoro al senatore Andrea Martella anche per questo appuntamento del weekend, per il contributo importante del PD Veneto. Di cui gli daremo queste ore, ovviamente. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie al senatore Andrea Martella. Con il senatore abbiamo iniziato tornando alla tragedia di Davide Rebellin. Abbiamo sentito la nostra Luisa Bertini a Lonigo. È un piacere avere con noi, e lo ringraziamo per essere con noi, collegato via Skype, un altro grandissimo nome del nostro ciclismo, del ciclismo nazionale e anche internazionale, campione del mondo di ciclismo nel 2008, Alessandro Ballan. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti, anche se a dire la verità non è stato un bel risveglio dopo la brutta notizia di ieri. Allora Alessandro, una notizia davvero terribile che ha scosso tutti voi ovviamente, per una figura peraltro celebrata davvero, l'hanno chiamato l'Highlander del ciclismo, era davvero, lo sentivamo, un uomo di grande passione per le due ruote, così? Ma sì, al di là dell'atleta che è stato, ne parlano i suoi risultati, e oltre che alla sua lunga carriera, io diciamo che ho avuto la fortuna di conoscerlo bene come persona e di frequentarlo per parecchi anni, perché era il mio compagno di allenamento assieme ad altri professionisti della zona. E quindi l'ho conosciuto molto bene. Davide, diciamo che è sempre stata una persona molto umile, nonostante i risultati ottenuti, sempre tranquilla. Io non ho un ricordo di Davide arrabbiato, agitato, aveva sempre la sua calma e soprattutto io mi ricordo la sua grande professionalità, che è quella che gli ha consentito di portare a casa una carriera così longeva. Ecco, l'ultima volta che lo ha sentito? Ma l'avevo visto recentemente lì in Veneto, in qualche evento, adesso non ricordo bene quale di sport, però l'avevo visto recentemente e l'avevo anche invitato a un evento che organizzo io, che abbiamo organizzato a maggio, quindi diciamo che non c'era più il rapporto diretto come quando correvamo, però Davide lo vedevo sempre come un idolo. Diciamo che quando sono passato professionista, lui non era una persona che parlava molto, però cercavo di rubargli i segreti per diventare forte come lui, e diciamo che ho imparato moltissimo da lui e io quindi devo anche ringraziarlo nella mia carriera, è stato molto utile, e nonché utile è stato al campionato del mondo di Varese, dove io ho vinto e lui era il regista in corsa, e grazie a lui che siamo arrivati ad ottenere quella tattica di gara che mi ha permesso di vincere. Lui quel giorno a Varese nel 2008 chiuse al quarto posto, quindi era una persona che poteva ambire alla vittoria finale, però ha guardato il bene della nazionale e quindi ha favorito la mia fuga, ha favorito la mia vittoria. Davvero un rapporto importante. Che tipo di ciclista era, tecnicamente parlando? Ma lui è fortissimo, adesso mi fai tornare anche un po' il sorriso, fortunatamente pensando a lui, alla mania di allenamento che aveva, perché aveva un metodo molto continuativo negli anni, e quindi era molto preciso nei suoi allenamenti, dalla palestra nel periodo invernale alle uscite in bici, ma soprattutto anche alimentazione, cioè lui viveva per la bici e curava il particolare al minimo dettaglio, quindi diciamo che era penso il professionista più pignolo di tutti. E questa tragedia, lo dicevamo prima, riporta purtroppo alla mente altre tragedie che sono avvenute nel corso degli anni. In queste ore il fratello, ad esempio, di Michele Scarponi, altro grande ciclista, purtroppo morto in circostanze simili, ha detto è morto invano mio fratello, perché accadono troppe di queste tragedie. Voi che vi allenate, continuate ad andare in bici, queste notizie, questi eventi, cosa vi suscitano? Ma sicuramente tristezza, non perché ho perso un amico e un compagno di allenamenti, ma perché non c'è più una persona. Sappiamo che questi sono problemi giornalieri, non è il caso di Davide o quello di Michele Scarponi, ma succedono praticamente molto spesso, con frequenza molto alta. E io vedo sulle strade molto nervosismo da parte di chi guida la macchina, molte distrazioni, quindi l'uso di cellulare. E il problema è che la gente è sempre più stressata. I ciclisti sono negli ultimi anni aumentati, questo grazie anche al Covid, e quindi molte volte la gente ha proprio il dente avvelenato contro di noi. Siamo la parte debole sulla strada, si è visto dalle immagini della bicicletta di Davide, e speriamo che a livello statale arrivi qualcosa in più, ecco. L'ultima cosa e poi la lascio, e la ringrazio ancora per essere stati con noi. Forse ce l'ha già detto quel giorno a Varese, ma il ricordo più bello di Davide personale suo? Ma io me lo ricordo, ho avuto la fortuna, non eravamo in squadra assieme perché io correvo alla Lampre
e lui correva in Gerolsteiner all'epoca, era il 2004, era il mio primo anno professionista e io facevo le classiche al nord, quindi avevo la fortuna di conoscere Davide e di essere in hotel con lui. E proprio in quella settimana, diciamo, che lui fece Amstel, fece Liegi, fu proprio l'anno che le vinse tutte e tre, una di fila all'altra, quindi diciamo che la contentezza di vederlo rientrare la sera da ogni vittoria era veramente un qualcosa di particolare, eccezionale. E poi mi ricordo che in un allenamento proprio prima della Liegi, quando lui aveva già vinto Amstel e Freccia, parlavamo appunto sul fatto che poteva benissimo vincere anche quella gara che stiamo vedendo adesso nelle immagini, fra l'altro, che poi è riuscito a vincere. Quindi io penso che portare a casa quelle 3 gare su una settimana sia stato il momento più bello, storicamente parlando, per lui. Mi fa piacere anche aver visto un sorriso in Alessandro Ballan nonostante la tragedia. Grazie davvero per essere stato con noi e buon proseguimento, buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie davvero ad Alessandro Ballan, che ci ha dato questo ricordo anche personale davvero del leggendario Davide Rebellin. Allora io direi, chiedo alla regia, potremmo fare un veloce break pubblicitario, poi potremmo anche vedere se riusciamo ad essere a Porto Buffolè con la nostra Anna De Roberto per tornare a parlare dell'incendio nel mobilificio. 1244 passeggeri transitati per l'aeroporto Canova di Treviso senza che venisse versata l'imposta prevista per i voli aerotaxi. L'indagine della Guardia di Finanza, che ha individuato 72 vettori aerei che dal 2017 al 2021 non hanno versato l'imposta, causando un danno all'erario pari a oltre 133.000 euro. Oggetto dell'attenzione dei finanzieri è stata una nicchia del trasporto aereo, vale a dire i voli non di linea, effettuati con velivoli riconducibili a società di noleggio con poche decine di posti, solitamente utilizzati per avere maggior comfort e risparmiare tempo, evitando code agli imbarchi e al ritiro bagagli. Per la maggior parte si tratta di vettori stranieri con sedi all'estero. Ad individuare i passeggeri fantasma, le fiamme gialle sono arrivate incrociando le dichiarazioni depositate dagli aerotaxi con i versamenti effettuati presso la Ragioneria dello Stato. È così emerso che le compagnie aeree, per offrire ai passeggeri, per lo più imprenditori o facoltosi turisti, tariffe più vantaggiose, hanno omesso di versare l'imposta erariale. Ora, oltre all'imposta evasa, si vedranno applicare anche sanzioni pari al 30% delle somme evase. Di nuovo in diretta, questa era l'indagine della Guardia di Finanza. C'è anche un grave infortunio sul lavoro. Siamo sempre nella Marca Trevigiana, a Colle Umberto, in via De Gasperi. Un operaio è rimasto schiacciato da una bordatrice in un'azienda. A dare l'allarme i colleghi che si trovavano con lui. Sul posto è arrivato l'elicottero del SUE 118 che ha portato l'uomo in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Ci sono sul posto le forze dell'ordine e lo Spisal. Questo a Colle Umberto. Ma noi, prima di andare a Porto Buffolè per aggiornarci sull'incendio al mobilificio, andiamo a Padova. E il tema è quello di cui si discute in questi giorni, lo stop all'obbligo del pagamento con il POS sotto, cioè dell'obbligo dei 60 euro, che sta facendo discutere ovviamente gli esercenti e soprattutto i baristi. E proprio da un bar è collegata la nostra Valentina Visentin a Padova, con un barista che dice invece io continuerò ad accettare il POS. È così, Valentina? Esatto Nicola, è proprio così. Io mi trovo in un bar di Padova, qui con me c'è Sandro, il titolare, lo possiamo definire barista ribelle, perché ha detto io continuo ad accettare i pagamenti con il POS anche sotto i 60 euro, anche se tanti colleghi, Sandro, invece hanno salutato con favore questa nuova proposta. Tu sei un ribelle? Non sono un ribelle, penso che sia un mezzo moderno di pagamento. L'unica cosa che io chiedo è che le connessioni siano più rapide, in modo che da sveltire la cosa, no? Che per uno deve pagare un caffè bisogna stare 10 minuti alla cassa, questa è l'unica cosa. E poi le commissioni. Le commissioni devono mettersi in linea con l'Europa e non farle pagare. Per il resto per me non è un problema.
Tu hai sempre accettato, anche in tempi non sospetti, la colazione, diciamo il pagamento di una colazione con il bancomat. Sì, da quando ho messo il bancomat non vedo perché rifiutare o dover questionare sulla cifra, accetti e vai. Torno a dire, sarebbe una bella cosa che le connessioni fossero più rapide e che le commissioni bancarie o del SAMAP o quello che è non esistessero, cioè sarebbe anche giusto, insomma. Perché tanti suoi colleghi invece non la pensano come lei e continuano, anzi preferiscono proprio il contante? Ma torno a dire, è un po' più lenta, più macchinosa l'operazione del pagamento. Questa è la cosa che a me dà più fastidio della cosa, cioè, devo stare lì alla cassa 3-4 minuti quando dando lo scontrino e dando il resto è una cosa velocissima. Anche perché a volte anche gli spiccioli stessi sono un po' difficili. Gli spiccioli sono un problema, tante cose, ma torno a dire, per me non mi ha mai creato problemi, da quando ce l'ho accetto anche i 20 centesimi, perché però torno a dire, bisognerebbe che ci fosse uno sforzo anche da parte sia delle reti che gestiscono le connessioni, sia da parte delle reti bancarie o quant'altro. E questa insomma è l'opinione di Sandro. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio e guarda Nicola, andrei a prendere un caffè pagandolo con il POS. Perfetto, benissimo, grazie a Valentina Visentin. Restiamo a Padova, una notizia di cronaca però terribile, perché c'è stato un incidente stradale nel Ferrarese e ha perso la vita un ragazzino di appena 16 anni, lo vedete nella foto del sito del Gazzettino. Il Calcio Padova in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Untube, giovane difensore del nostro settore giovanile, dice il Calcio Padova, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L'incidente si è verificato a Ferrara, come dicevamo. La giovane promessa del calcio era in bici con un amico, sono stati travolti da un'auto nella frazione di Codrea. Il conducente della vettura, un ferrarese di 37 anni, non si è fermato nell'immediatezza dello schianto per poi presentarsi alle forze dell'ordine 3 ore dopo, quindi investito da un'auto pirata. L'intera società bianco-scudata, scrive la nota del Calcio Padova, partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari e agli amici di Manuel. Quindi un'altra tragedia della strada, un'altra vettura pirata, come il caso anche di Davide Rebellin nel Vicentino. Vedo Anna De Roberto in collegamento, allora andiamo a Porto Buffolè, darci allora gli aggiornamenti su questa esplosione con incendio a Porto Buffolè. Anna. Buffolè, siamo in via Bastie, dietro di me c'è diciamo la linea che non è ancora partita di produzione del tamburato, è la linea dove è avvenuta l'esplosione. In realtà, per essere precisi, l'esplosione è avvenuta nella sottostazione di filtraggio di un impianto. Sostanzialmente qui, tanto c'è da dire che la Friuli Italia è un'azienda enorme, lavorano anche per Ikea, nello specifico creavano in questa linea proprio il tamburato per i mobili dell'Ikea ed è un'azienda veramente enorme, hanno oltre 2300 dipendenti. Noi non siamo riusciti ad entrare qui in questa linea di produzione perché stanno sistemando stanno sistemando l'area, quindi a noi l'accesso è stato interdetto, però vi possiamo raccontare che questa mattina intorno alle 7:30 questa sottostazione dell'impianto che filtra le polveri che arrivano, diciamo, che vengono emesse dal lavoro di levigatura del legno, quindi nello specifico questa sottostazione si occupava proprio di questo, ha avuto una forte esplosione. Ci raccontavano che in questa azienda sono ovviamente dotati di tutti i sistemi più all'avanguardia dell'antincendio, ma insomma può succedere che un impianto che va ad aspirare tutte le polveri che vengono emesse nell'aria dal lavoro di levigatura del legno possono insomma eventualmente creare combustione. C'è dunque stata questa esplosione che ha parzialmente intaccato il mobilificio, ma veramente solo parzialmente, perché
Si tratta appunto della sottostazione che quindi si trova all'esterno dell'edificio. È stata chiaramente avvertita dagli operai che erano al lavoro, la linea non è mai partita e tra l'altro quando è suonato l'allarme antincendio tutti quanti gli operai che hanno fatto anche il corso per la sicurezza si sono adoperati per lo spegnimento delle fiamme che erano già spente dagli stessi lavoratori ancora prima che arrivassero i tecnici e i pompieri dei vigili del fuoco, che sono arrivati comunque con un'autobotte, un'autoscala e 9 operatori. Quindi i pompieri hanno sistemato l'area, fatto i rilievi per capire quale possa essere stata la causa dell'incendio, però le fiamme erano già state spente dagli stessi lavoratori della Friuli Intagli. Non ci sono feriti, quindi la situazione che noi abbiamo trovato qui è una situazione sostanzialmente normale. A quest'ora ci sono gli operai che stanno andando in mensa per la pausa pranzo, però la linea, quella appunto della levigatura, non è mai partita. Però possiamo assolutamente affermare che qui la situazione è in qualche modo tornata alla normalità e adesso si sta cercando di ripristinare questa linea. Grazie davvero Anne De Roberto, poi questa sera ovviamente ci racconterai nel dettaglio quanto avvenuto. Certo. Grazie a te e grazie a Nicoletta Rizzetto con te. Torniamo nel Padovano, un'altra notizia che davvero ha scosso tutti, la morte di Riccardo Faggini, il 26enne che si è schiantato con la sua auto contro un platano, e poi la notizia che quella festa di laurea non poteva esserci perché non si stava laureando in realtà, e quindi l'ombra di un gesto estremo nella tragica fine di un 26enne. E abbiamo raccolto ieri nella nostra Valentina Visentin le parole dei genitori davvero strazianti, risentiamole. Come mamma chiedo soprattutto sia ai genitori ma anche ai ragazzi: non tenetevi le cose dentro, parlatene anche con i genitori, anche se litigate, non importa. Poi la pace si può sempre fare, ma anche i genitori devono capire i figli che possono avere dei problemi dentro. Forse anche noi non abbiamo capito del tutto Riccardo. Stefano e Luisa Faggin parlano stringendosi l'un l'altra per affrontare un dolore che nessun essere umano dovrebbe mai provare, quello della morte di un figlio. Il loro Riccardo, 26 anni, è morto la notte prima di una giornata che doveva essere bellissima, quella della sua laurea, ma che invece sarebbe stata difficilissima perché nessuna discussione di tesi era in programma all'università. Se anche da queste enormi tragedie dobbiamo recuperare un insegnamento, dare un senso a quello che è accaduto, è proprio che bisognerebbe, non so se sia possibile, ma trovare il modo di far uscire queste enormi difficoltà che evidentemente le persone si portano dentro. Cosa sia accaduto lunedì in via Romana a Ponense lo dovranno stabilire i rilievi della polizia locale, ma per questi due genitori ora resta solo un grande, immenso dolore senza spiegazione. Per questo Stefano e Luisa vogliono lanciare un messaggio importante: genitori e figli, cercate di comunicare sempre. È difficile ammettere ai genitori di aver fatto delle cose difficili ed è difficile ammetterlo anche agli amici, ammetterlo alla comunità che ti sta vicino. Non abbiate questa paura. Le persone in generale, i vostri genitori o i vostri amici saranno felici di aiutarvi. In via Romana Ponense, nel luogo dell'incidente, nessun segno di frenata, tutte le ipotesi sono aperte, nulla viene escluso dagli investigatori, ma niente potrà restituire Riccardo a mamma e papà. Riccardo era un ragazzo estremamente aperto, solare, amava fare del volontariato, è stato in parrocchia per tanti anni, ha fatto il capoagrest, ha fatto la sagra. Diamo per scontato nulla, però ci viene da pensare che siccome
Riccardo era molto prudente nel guidare e quindi ci sembra strano che sia accaduta una cosa del genere. Allora, una tragedia terribile, questo appello: comunicate con i vostri figli. Cosa accade nelle famiglie? Cosa accade nelle famiglie dei ragazzini che invece, ed è un ennesimo nuovo caso, sfidano la morte saltando sui binari? Gli ultimi casi a Lancenigo di Villorba, il servizio di Lucio Zanato nel nostro telegiornale di ieri. È vero che qui i ragazzi tendono a saltare in mezzo ai binari. Sì, è vero. Sì, molto spesso succede che davanti ai propri occhi vedi tanti ragazzi che fanno questi atteggiamenti veramente stupidi. E li si richiama anche, quindi a volte glielo si dice, però non ti danno proprio ascolto. Saltare tra i binari mentre sta arrivando un treno. Questa è l'ultima tragica moda che sta serpeggiando tra i giovanissimi studenti che frequentano la stazione di Lancenigo. L'allarme è stato lanciato da alcuni genitori che dal parcheggio della stazione hanno visto i ragazzi saltare da una banchina all'altra senza utilizzare il sottopasso. Anche per noia di fare un sottopassaggio momentaneamente, quindi anche sì, può essere anche per una prova di coraggio. Oggi forse perché c'è la nostra telecamera tutti sono stati un po' più attenti, ma non abbastanza. Guardate dove più di qualcuno aspetta l'arrivo del treno verso Venezia. Fermi ben oltre il limite di sicurezza e non si spostano nemmeno quando il treno inizia a suonare. Quasi una sfida a chi si sposta per ultimo, in una prova di coraggio che non ha alcun senso. E stando alle testimonianze è una moda che si ripete da tempo. Studenti quasi tutti del Planck che sta già agendo per cercare di arginare il fenomeno. Noi abbiamo anche l'intervento della polizia ferroviaria che viene a fare educazione all'interno delle classi e poi cerchiamo di agire sui più grandi, sugli studenti di quinta in particolare, che vengono investiti del ruolo di tutor in qualche modo, però non basta. Preside che ci conferma come nella stragrande maggioranza dei casi dietro a questi gesti c'è un forte disagio familiare, con questi ragazzi che cercano di attrarre l'attenzione degli adulti. Per questo oramai non si contano più le convocazioni di genitori a scuola. Cerchiamo la collaborazione delle famiglie, sicuramente dietro a questi comportamenti ci sono dei disagi. Allora così la preside del Planck. Saluto e ringrazio i nostri ospiti nella ultima parte della nostra prima edizione, la parte politica. Saluto e ringrazio Emanuele Crosato, Forza Italia, buongiorno. Buongiorno. E saluto e ringrazio Jacopo Lode per il Terzo Polo, coordinatore provinciale di Italia Viva, buongiorno. Buongiorno. Benissimo. Allora, prima di entrare nello specifico politico, prendo spunto dai servizi che abbiamo visto, Villorba, abbiamo raccontato in questi giorni anche della tremenda storia del bimbo bullizzato di 11 anni, sempre nella Marca Trevigiana, poi quella storia che racconta di un ragazzo che si sentiva evidentemente in trappola, l'ha detto lo stesso papà, tanto da mentire sulla laurea e poi da probabilmente scegliere quella tragica fine. Cosa sta succedendo nelle famiglie? Anche la politica ovviamente si interroga su questo. Lodde. Tra l'altro io al di là della politica è un tema che conosco abbastanza da vicino, nel senso che io faccio lo psicoterapeuta e mi è capitato spesso in questi 25 anni di onorata carriera di sostenere ed aiutare dei ragazzi che fossero in difficoltà rispetto a queste cose. Non vi nascondo che mi è capitato in alcune occasioni di aiutare ragazzi in difficoltà che avevano vissuto nella menzogna, ad esempio, e non riuscivano a dichiarare degli insuccessi progressivi e quindi vivevano fondamentalmente in quello che adesso si chiama metaverso, quindi un'altra dimensione. Però l'altra dimensione è anche un mondo in cui io racconto ai genitori che magari sto sostenendo un percorso di laurea e nella realtà invece non riesco a sostenerlo. C'è letteratura, ci sono esempi anche abbastanza, ci sono dei bei romanzi anche su queste cose, no? Quindi l'incapacità di vivere il mio presente, la mia realtà e costruirmi un mondo parallelo che in qualche maniera risponde alle aspettative che la società, la mia famiglia, il mondo dei miei pari, eccetera, mi richiede. Questa cosa, come hanno detto i genitori devastati dal dolore, può essere gestita solo con i contatti, con le competenze relazionali
e con la capacità da parte di chi poi è deputato ad accogliere queste cose, che non sono gli specialisti, non è lo psicologo che deve accogliere queste cose, lo psicologo eventualmente interviene dopo. Ci devono essere proprio agenzie formative come la scuola, come lo sport, come la parrocchia, eccetera, che in qualche maniera sostengano la famiglia nel sostenere questo tipo di percorso, che è un progetto genitoriale ma anche un progetto formativo. In questa cosa qua, se si riesce a fare un po' di rete, probabilmente uno dei protagonisti di questa cosa riuscirà a cogliere le sfumature per poi tirare fuori la persona in difficoltà dal suo momento particolare. Se invece si va un po' a compartimenti stagni, le persone poi in modo autoreferenziato cominciano a rimuginare tentate soluzioni e si può arrivare, ahimè, anche a quello che è successo a questo povero ragazzo. Però ripeto, non mi sorprende, nel senso che negli anni mi è capitato più volte di prendere per mano, di sostenere ragazzi nella stessa identica situazione, quindi festa di laurea organizzata e in realtà sono fermo al secondo esame del primo anno. Terribile, terribile. Crosato, la politica cosa può fare in tutto questo? Ha detto Lode, insomma è chiaro che c'è una rete molto importante che deve essere vicina a quella persona. La politica cosa può fare? Sostenere questa rete in che modo? Beh, guardi, io dico semplicemente quello che abbiamo fatto nel mio piccolo comune, che è quello di attivare un centro di ascolto in parrocchia, appositamente in parrocchia, perché magari era... Aspetti un attimo, Crosato, le chiedo questo, siccome vedo che c'è un ritardo tra l'immagine e l'audio, le posso chiedere, così intanto sentiamo Lode, di ricollegarsi un secondo, perché sennò lo vediamo in ritardo. Allora, se sento Lode un attimo, così evitiamo poi... Allora, Lode, dicevamo, lei ha dato il suo punto di vista, diciamo, anche importante della sua esperienza. La politica cosa può fare? La politica può fare molto, nel senso che al di là delle battaglie su episodi che poi vanno alla cronaca, però su scaramucce tra opposte fazioni, la politica dovrebbe proprio interessarsi di questa cosa qua, collaborare e mettere tutte le associazioni, le agenzie formative appunto del tessuto sociale nelle condizioni di poter aiutare le famiglie. E io sono sicuro che ad esempio il valido amministratore che è qui oggi in trasmissione con me, i sindaci sono le persone che conoscono tutte le realtà, vanno a interloquire con i protagonisti volontari di determinate associazioni e possono fare molto. Sarebbe interessante che la politica si concentrasse sempre di più su queste cose, perché tra l'altro lavorando su questi temi c'è anche la possibilità di avere una sensazione di efficacia importante, ok? E si lavora su temi veri. A volte ci si perde su scaramucce futili e assolutamente sterili dal punto di vista poi del benessere del cittadino, e bisognerebbe un po' più concentrarsi su questa cosa qua. C'è tanto da fare, ma c'è anche un bel modo di farlo, le amministrazioni lo possono fare. Crosato. Non c'è. Crosato, ci sente? Sì, io vi sento perfettamente. Benissimo, ok, adesso è anche l'audio è sincronizzato, perfetto. Allora, cosa sta succedendo e cosa può fare la politica soprattutto? Guardi, io vi faccio l'esempio del mio piccolo comune, dove abbiamo attivato, grazie al parroco, grazie alla parrocchia, un centro di ascolto. L'abbiamo voluto in parrocchia perché è il posto dove più facilmente vengono le persone rispetto magari a venire in comune o in luoghi pubblici. So che questo centro d'ascolto, dove c'è un psicologo professionista che fa questa attività, è praticamente preso d'assedio e ha quasi tutte le ore occupate, quindi molto probabilmente c'è anche una forte richiesta di un servizio analogo. Lo porteremo in conferenza dei sindaci, quindi quell'organizzazione che poi è il braccio operativo dell'ULSS per quanto riguarda la politica, anche per discutere, per avere un confronto su alcuni temi. So che l'ULSS stessa è molto sensibile a questi temi, ha fatto una serie infinita di iniziative e quindi molto probabilmente manca anche il lato di collegamento poi per andare a vedere i singoli casi, perché guardi, è sempre difficile andare a trovare le esigenze dove ci sono i casi. Le faccio un piccolo esempio magari degli anziani in difficoltà che sono difficilmente raggiungibili perché molte volte si vergognano di dire che hanno dei bisogni, che hanno dei problemi, e quindi manca quella rete di collegamento che può essere, come anticipava il collega benissimo prima, le associazioni, quindi quel forte
motore delle associazioni che ci sono nei nostri territori, che siano sportive, sociali, culturali, però che ci sia una forma per unire le persone e andare a trovare quelle che sono effettivamente i bisogni e le difficoltà. Allora entriamo nel campo della politica, che è strettamente collegato, lo abbiamo commentato anche all'inizio della nostra prima edizione. 2 giorni fa abbiamo raccontato dei sindacati a Venezia al grido di salviamo il sociale. Ci saranno il 15 dicembre i sindacati dei medici in piazza a Roma perché la manovra è nel mirino, una manovra che dicono impoverisce la sanità. Ripartiamo da qui, anche considerando che il terzo polo insomma, ha fatto a parlare in questi giorni non solo a livello locale, e poi ci arriviamo con Calenda, Rosato a Treviso e poi quella apertura diciamo, per una possibile, cercheremo di capirlo da Lodde, alleanza per le comunali 2023, ma c'è stato ovviamente l'incontro tra Calenda e Meloni che un po' come dire, ha messo un po' di subbugno nel centrodestra. Allora, prima cosa che chiedo politicamente, strettamente politica, è Crosato, Forza Italia come la interpreta questo incontro Calenda-Meloni? Ma in maniera positiva, non vedo nessuna difficoltà, ormai le elezioni sono finite e serve anche governare il paese e quindi dare risposte. Noi come ANCI diciamo, vedo che le nostre richieste che sono state fatte dal lato sociale, dal lato economico sono state portate all'attenzione e io mi aspetto risposte. A livello territoriale sono felice anche in provincia di Treviso che ci sia un dialogo, non la vedo come una grande difficoltà. C'è un grosso bacino di centro che molto probabilmente in questo momento attuale non è rappresentato e quindi non vedo nessuna difficoltà. All'interno del centrodestra Forza Italia è sempre stata quella forza di attrazione anche dei moderati e quindi non rivendichiamo questo ruolo, lo avremo anche a Treviso. Ben venga la riconferma del sindaco Conte come candidato unitario del centrodestra. Noi a Treviso abbiamo degli esponenti molto, molto forti, abbiamo il vice sindaco De Checchi, abbiamo il consigliere Acampora, abbiamo persone che comunque hanno un peso specifico importante sia all'interno dell'amministrazione sia in termini politici, quindi la vedo con grande positività. Restando a Roma e poi arriviamo a Treviso, i dietrologi dicono un tentativo forse di neutralizzare Forza Italia, questo tandem Fratelli d'Italia terzo polo? Non credo. Sì, anche l'attuale diciamo, composizione dei ministri comunque è stata rappresentata a Forza Italia, lo è nelle commissioni, le commissioni anche questi giorni, quelle diciamo più importanti dove abbiamo visto che tutti hanno voluto mettere, soprattutto dove ci sono diciamo, la sicurezza dello Stato, comunque dei temi importanti, quindi non la vedo così, la vedo solo l'ampliamento, una discussione politica normale, poi si vedrà insomma nei prossimi giorni. Poi territorialmente gli accordi si possono fare anche fuori dal centrodestra, anche per noi. Allora Lodde, partiamo da Roma e poi andiamo a Treviso. Qual è il senso di questo incontro Calenda-Meloni? È diciamo il manifesto, un po' le parole che continua a portare avanti il terzo polo, e cioè giudichiamo in base ai fatti e se per noi va bene, al di là dei pregiudizi, siamo molto pragmatici. Allora, diciamo che anche rispetto all'introduzione che faceva il sindaco Crosato, qui c'è proprio un tentativo da parte del terzo polo di provare a fare politica in maniera differente. Cioè questo è l'aspetto cruciale. Mi rendo conto che dal punto di vista anche giornalistico e della necessità di trovare una notizia che in qualche maniera possa suscitare attenzione e smuovere un po' anche l'emotività degli elettori, sia importante creare contrapposizioni tra le vecchie ideologie. Qui, soprattutto a Roma, io lo dico sempre anche con tutti gli amici del terzo polo, quindi di Italia Viva e di Azione, dico sempre che a Roma sono pochi, sono molto bravi, ok, e avranno
facilità anche a trovare una linea politica e ad accordarsi. Nei territori sarà un po' più difficile, ma questo starà a noi trovare le interlocuzioni giuste e capire con il modello ANCI che è stato nominato prima che c'è un modo di relazionarsi con i protagonisti della politica che poi fondamentalmente devono mettere a terra i progetti, adesso ce ne sono tanti, sia per i soldi che arrivano dall'Europa sia per quanto riguarda poi le esigenze del territorio. C'è proprio un modo differente di fare le cose. Io capisco e siamo passati un po' tutti verso la politica barricadera, quella che comunque si oppone perché vuole manifestare urlando il suo punto di vista, e questo è sacrosanto e credo che ci sarà sempre. Il terzo polo in questo momento a Roma, e la mossa di Calenda dell'altro giorno va in questa direzione, vorrebbe provare a dire bene, l'opposizione fatta dal punto di vista ideologico è uno spazio già occupato. Noi proviamo, ma a distanza di 48 ore, a fare una contromanovra secondo quelle che sono le nostre sensibilità e le nostre competenze. Rispetto a questo, rimanendo all'opposizione, quindi non c'è inciucio, non ci sono cose che vengono continuamente sventolate per muovere contro la pancia degli elettori, dei lettori e dei telespettatori. C'è la volontà di fare opposizione in maniera diversa e portare un mio punto di vista, quindi ti porto le mie idee, ti porto le coperture rispetto alle idee che propongo, tu le valuti, poi siccome hai la maggioranza assoluta in Consiglio Comunale piuttosto che in Consiglio dei Ministri, poi fai quello che vuoi. Però potrebbe essere che finalmente tutti si riesca a fare un salto di qualità a vantaggio di chi poi deve usufruire delle decisioni dei politici, che ci sia un'intesa, perché confrontarsi con una dialettica intelligente dal punto di vista emotivo e politico può portare solo dei vantaggi. Contrapporsi lo abbiamo fatto per un sacco di tempo, io ho 53 anni ma insomma non ho ricordi di un qualcosa di diverso, la politica è stata altro fino ad ora, ok? Ma non ha sicuramente portato vantaggi a chi poi le esigenze le ha veramente. Un vero amministratore, e i sindaci lo sanno meglio di chiunque altro, non ha tempo da perdere sulle contrapposizioni e sulle lotte barricadere. Deve confrontarsi anche con quella parte di elettorato che non l'ha votato, okay? Che in Italia a Cessalto piuttosto che a Treviso c'è, okay? E quindi parlare con l'opposizione è fondamentale perché mi dà un punto di vista che io non sposerò in pieno, ma magari mi porto a casa qualcosa che nobilita il mio programma e il mio intervento. Questa cosa qua, se riuscissimo a farla, io me lo auguro, a Roma ci stanno provando, noi a Treviso ci proveremo, ok? E non sarà facile, però credo che sia una sfida da prendere e vedere se poi ci riesce a essere un'apertura un po' diversa. Poi le altre cose le abbiamo già viste, possiamo andare avanti a farle, leggere articoli, fare giornali, eccetera, eccetera, però sono 30 anni che è così, quindi credo che il popolo sia anche stanco. Mi faccia però fare il giornalista adesso che le chiedo una cosa. No. Allora, ci aiuta, ci dà una bussola per capire un po' Comunale 2023 cosa potrebbe, gli scenari. Allora, abbiamo Calenda, Rosato a Treviso, giusto una settimana fa se non sbaglio, sanciscono ufficialmente la federazione del terzo polo a Treviso, arriva Mario Conte, c'è anche in platea il candidato in pectore, diciamo, del centro-sinistra De Nardi, si incontrano, è bravo, Mario Conte è bravo, insomma parole di lodi, e poi il giorno dopo Calenda che incontra a Cassugana Mario Conte che dice io dialogo con tutti, il giorno dopo Luca Zaia dice no all'alleanza del terzo polo, insomma il subuglio c'è stato in questa settimana. Da noi qui Roberto Grigoletto 2 o 3 giorni dopo che ci dice dal mio punto di vista il terzo polo correrà da solo, dovrebbe correre da solo, che è una delle ipotesi in pista, addirittura abbiamo anche dei contatti con possibili candidati sindaco. Poi abbiamo raccontato di un PD che invece ancora crede possibile allargare il campo largo per De Nardi con il terzo polo. Allora, ci faccia un po', per quanto può, un po' la bussola. Quanto è realistica davvero un patto con il centrodestra? Quanto è realistico un eventuale ritorno nel campo largo col centrosinistra? Quanto è realistica l'ipotesi del percorso in solitaria? Allora, guardi, intanto dal punto di vista giornalistico le do uno scoop che probabilmente nel nostro territorio prima di Natale ci sarà ancora qualcosa. Noi abbiamo in mente con gli amici di Azione, io sono coordinatore
provinciali di Italia Viva, abbiamo in mente con gli amici di Azione di fare un'assemblea congiunta proprio prima di Natale. In occasione di quell'assemblea congiunta probabilmente riusciremo a portare qui a Treviso altre persone di spicco, magari per parità di genere non saranno Rosato e Calenda, ma saranno 2 ex ministre. Adesso vediamo se riusciamo a concretizzare questa cosa. Mara Carfagna. Sì. Benissimo, ok, perfetto. E poi tenga presente che poi ne abbiamo una anche di Italia Viva che è stata ministra. Certo. Vicina a Treviso, vicina al centro della famiglia, quindi ci piacerebbe riuscire a dare il battesimo proprio anche prima di Natale a questa federazione, anche con delle rappresentanti femminili, che magari saranno anche un po' più concrete, nel senso che poi la discesa dei nostri leader in occasione della presentazione del libro di Calenda ha smosso tante cose. Poi mi viene da dire questa cosa, anche rispetto all'intervento di Zaia del giorno dopo, eccetera. Quando vengono fatte certe dichiarazioni, io credo che si dica molto di quello che siamo e molto poco di quello di cui stiamo parlando. Zaia, che è abile comunicatore e sicuramente il numero 1 nel Veneto da tanti anni per la gestione di determinate cose, è perfettamente consapevole che a livello nazionale e a livello locale il terzo polo in questo momento, non solo nei sondaggi, sta guadagnando terreno e non dico autorevolezza, però la gente comincia a guardare quella cosa là. Quindi dal punto di vista comunicativo lui dichiara, anche per mettere tranquille le sue truppe, okay, che magari si muovono anche in maniera autonoma, in maniera autoreferenziata, eccetera, fa una dichiarazione che vale molto per se stesso e per le sue truppe e molto poco per quello che riguarda noi. Il terzo polo, Azione Italia Viva, ha un'idea ben precisa. In questi mesi ha parlato con tutti i protagonisti della politica trevigiana, veramente tutti, quelli che stanno per nascere, quelli che hanno vinto le ultime elezioni, e ci siamo confrontati con l'idea di cui si parlava prima, di un'eventuale opposizione, perché rimane opposizione, costruttiva, okay, che evidentemente, se io devo dirle la notizia, in percentuale è molto probabile che il terzo polo si candidi con una sua lista e con un suo candidato sindaco, assolutamente. Le altre cose in questo momento sono assolutamente da escludere. Un apparentamento con la Lega e Fratelli d'Italia non è assolutamente nelle nostre corde, non è assolutamente nel nostro DNA. Noi abbiamo anche una carta dei valori che per alcuni versi non corrisponde alla carta dei valori di Lega e Fratelli d'Italia. Quindi c'è un'incompatibilità ontologica che ci impedisce di fare quel tipo di percorso. Abbiamo detto però che vogliamo assolutamente prenderci l'onere e l'onore di fare un'opposizione diversa rispetto a quella che, con tutto il rispetto, veramente con tutto il rispetto, il PD ha fatto in questi anni. Giovanni Manildo è un mio grandissimo amico, ok? Al di là della politica, io conosco molto bene cosa è stato il suo mandato amministrativo e so le difficoltà che ha avuto. Io credo che soprattutto la sinistra in Italia, e negli anni, diciamo, di Renzi e di Manildo le cose andavano col vento in poppa, poi sono decisamente cambiate per una sorta di cortocircuito interno che è tipico poi della sinistra ed è tipico del PD, ok? Quella cosa là credo che sia assolutamente sterile. I tentennamenti rispetto a movimenti come il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, eccetera, non sono assolutamente nelle sensibilità di Renzi e di Calenda. Renzi ha pagato uno scotto altissimo nel tentativo di fare una politica diversa e lo hanno massacrato non tanto le opposizioni, ma sicuramente un'opposizione interna che è fatta di tutto quel populismo di sinistra che adesso sta venendo fuori. Quindi noi a Treviso andremo sicuramente con una nostra lista, andremo sicuramente con un nostro candidato. La mia idea, ma non credo che riuscirò a realizzarla, è che la lista sia una lista fatta da alcuni probi viri o comunque persone di esperienza che abbiano esperienze di mandati amministrativi, conoscano il dossier del comune e abbiano uno spirito critico costruttivo rispetto a quello che è stato fatto. Però mi piacerebbe che ci fosse un bel gruppo di persone giovani, mi vengono in mente gli amici di Nicola Rocco, del TED, piuttosto che altre cose, che possono comporre questa lista e portare veramente un po' di aria nuova a Treviso, perché gli altri tentativi sono già stati fatti tutti e sono stati e sono ancora sterili, quindi bisogna assolutamente dare una risposta diversa ai cittadini. Poi l'opposizione, quella barricadera, non fa sicuramente parte
del nostro spirito, della nostra anima, quindi cercheremo anche qui a Treviso di fare qualcosa di diverso. Insomma, è stato molto molto chiaro e la ringrazio per questo, quindi diciamo un 85-90% correre da soli, con un candidato, quindi ontologicamente, lo dice lei, è impossibile allearsi, diciamo, o anche apparentarsi col centrodestra, ma anche con il PD. E nell'ottica, come a livello nazionale, di un'opposizione che però non sia barricadera. Questo è il concetto. E poi quando è che diceva a dicembre l'assemblea? Sì, allora... Beh, dicembre, siamo già in dicembre, fra quanto? Allora, guarda, vi do un po' di scoop, però probabilmente il giorno 17, è un sabato mattina, ci piacerebbe proprio riuscire a, ripeto, è ancora tutto in divenire, nel senso che le ministre sono super impegnate. Noi vorremmo farci questo regalo di Natale e comunicare anche a Treviso in qualcosa intanto che ringrazia la popolazione trevigiana e della provincia di Treviso in generale, che nei grandi comuni ci ha votato con percentuali importanti, nettamente sopra il 10%. Quindi noi dobbiamo prima di tutto fare un passaggio per far capire che ci siamo accorti che questo popolo c'è, dobbiamo dargli delle risposte. Abbiamo a Roma, come vi dicevo, poche persone, però molto preparate, che hanno, secondo me, un valore aggiunto rispetto ad altri ministri o ad altri parlamentari. Questo è un po' di presunzione personale, ma concedetemela. Ok, rispetto a questo, i passaggi nei territori dovrebbero fare da magnete, in modo tale che poi tutti i pianeti delle segreterie comunali, delle segreterie provinciali, comincino a fare un lavoro che è interessante e ci porterà verso quello che noi ci chiamiamo anche del New Europe, che significa che l'obiettivo è quello che la federazione diventi un partito unico in occasione delle europee, dove veramente lì ci sarà diciamo la prima Olimpiade, se vogliamo, del terzo polo, che in questo momento, fino a quel momento lì, farà delle gare intermedie dove si misurerà a livello amministrativo, a livello regionale, eccetera, però la nostra Olimpiade saranno le elezioni europee. Crosato, allora la situazione insomma un po' si chiarisce, è un po' quello che anche diceva lei, quindi è un terzo polo che promette un'opposizione costruttiva. Ovviamente poi vedremo cosa accadrà ovviamente nell'agone elettorale, perché non diamo già per scontato ovviamente che Mario Conte vinca, c'è una grossa probabilità che vinca, però non lo possiamo dire con certezza. Ecco, in tutto questo lei diceva insomma Forza Italia ci sarà all'interno di una compagine di centrodestra che deve però mantenere un equilibrio tra una Lega che qualcosa ha perso, anche se ha il suo sindaco, e Fratelli d'Italia che sul territorio ha guadagnato come in tutta Italia. Anche qui avete questa funzione di equilibrismo nel centrodestra, come a livello nazionale? Beh, siamo nati come dei moderatori e siamo nati anche come un contenitore che poi ha creato il centrodestra, quindi nel centrodestra siamo nella nostra casa. Territorialmente abbiamo la fortuna di essere stato un grande partito e quindi di avere dei coordinamenti molto diffusi in tutta la provincia. Abbiamo tantissimi amministratori e quindi non soffriamo di quello del problema di avere dei referenti o comunque di cercare delle persone. Soprattutto a Treviso abbiamo, come ho detto, delle persone di grande spicco sia all'interno dell'amministrazione sia nella gestione del partito, quindi non vedo grandi difficoltà. Stiamo appoggiando, e l'abbiamo fatto anche, e mi riferisco soprattutto al vice sindaco Andrea De Chicchi, portando competenze, seguendo determinati temi in una delle città che è sicuramente assieme a Conegliano la città più importante della provincia, portando dei temi e aiutando l'amministrazione, e questo ci è sempre stato riconosciuto con le competenze degli amministratori locali che abbiamo nella città di Treviso. E così faremo molto probabilmente, poi deciderà sempre il coordinamento locale, il coordinatore locale del partito, però questa è stata l'indicazione che abbiamo dato come coordinamento provinciale al coordinamento locale, quella di trovare un prossimo accordo nel centrodestra e sostenere in maniera serena, tranquilla e moderata, come è la nostra caratteristica, la candidatura del sindaco Conte, che
a mio personale avviso ha fatto benissimo e quindi non vedo perché non debba essere riconfermato. È anche il nostro, diciamo, rappresentante all'ANCI e anche questo ruolo lo sta facendo in maniera continua e operativa, quindi la vedo solo come una possibilità quella della candidatura di Mario. Torniamo a Roma, torniamo insomma, al tema della manovra. Diceva prima Lodde il concetto, no? L'opposizione non barricadera, ma poniamo la nostra contromanovra e cosa dovrebbe essere cambiato e se ci sono delle aperture bene. Crosato, perché secondo lei i sindacati sono così critici con la manovra, tanto da chiamarla una manovra iniqua? Cosa secondo lei dovrebbe essere cambiato dalla manovra, se qualcosa deve essere cambiato? Ma guardi, in questo momento credo sia ogni anno quando si va a fare la legge finanziaria, lo è così a livello regionale, lo è così a livello provinciale quando amministravo la provincia e lo è anche a livello comunale, tutte le varie, diciamo, le lobby, tutte le varie entità cercano di mandare dei messaggi per avere più risorse, quindi la vedo semplicemente una normale attività, niente di più, niente di meno. Sappiamo che la situazione nazionale è difficile, sappiamo e lo sapevamo prima e anche durante la campagna elettorale. Io dicevo sempre che chi avrebbe vinto comunque sarebbe stato in grande difficoltà perché mancavano grosse risorse e già l'indicazione del precedente governo Draghi erano chiare sul taglio delle risorse che ci sarebbero state per il 2023 e quindi dicevo ragazzi attenti perché dovremo approvare la legge finanziaria nei termini più brevi e sarà difficoltoso. Questo sta avvenendo, è ovvio che uno dei capitoli più importanti, vado a memoria, mi sembra l'80% del bilancio anche regionale nel tema della sanità, quindi è un'entità forte, è una problematica. Abbiamo visto anche di questi giorni anche la politica ha lanciato il grido d'allarme per l'RSA, ad esempio, che tanto sono importanti a livello locale. Quindi in questo momento diciamo che l'attenzione è rivolta a questo, però come anche, ripetevo prima, come ANCI anche noi abbiamo dato le nostre ricette al governo, abbiamo anche noi delle problematicità, io in Consiglio Comunale continuo a portare delle variazioni al bilancio 2022 per quanto riguarda le bollette e le energie, perché comunque queste cose, continuo tutti i giorni ad avere persone che vengono alla richiesta di risorse, anziani in difficoltà che giustamente chiedono un aiuto all'amministrazione comunale per riuscire a pagare chi il pellet, chi l'energia, chi il metano, chi le prossime bollette o per i generi alimentari e quindi veramente servono risorse, servono un po' dappertutto. È la normale politica, la politica ha una scelta di dove mettere le risorse. I medici dicono che la sanità viene impoverita da questa manovra, i medici scenderanno in piazza il 15 dicembre. Sempre Crosato e poi andiamo da Lodde. Guardi, io ho avuto la fortuna anche di lavorare all'ULSS per un anno ed è stato uno degli anni più belli della mia vita in direzione generale e so quanto è importante il loro lavoro, quanto è importante tutti gli sforzi che fanno dal primario fino all'OS, fino all'operatore sociale. È tutto importantissimo, però l'attenzione alle risorse, a come vanno spese, le scelte, queste deve fare la politica, quindi è giusto che loro facciano le loro dimostranze, facciano i loro appelli, è giusto che vengano ascoltate, è giusto che vengano anche in maniera dura, però poi è la politica che deve decidere. Lodde, allora, cosa non vi piace di questa manovra, cosa invece secondo voi è giusto di questa manovra, cosa dovrebbe essere cambiato? Allora, partiamo dal presupposto che le premesse del sindaco Crosato sono essenziali. Se la politica è mantenere una posizione conservativa, questo io lo vedo spesso nelle azioni soprattutto di un certo tipo di sinistra eccetera, o peggio ancora distruttiva, e quindi poi andiamo agli estremi con chi è contro a prescindere, okay? Se approcciamo alle difficoltà, soprattutto quelle di questi mesi, di questi ultimi anni, con un atteggiamento conservo la rendita di posizione piuttosto che mi oppongo per resistere,
perché questa è la situazione. Con questo tipo di atteggiamento, soprattutto nei momenti difficili, non si va da nessuna parte. Quindi questa manovra, come tutte le manovre, ripeto, ha sicuramente dei punti deboli, ha sicuramente dei passaggi che possono essere anche rivisitati. Io credo che le categorie, gli ordini professionali soprattutto, e tutto quello che rappresenta il lavoro declinato in tutte le sue espressioni, eccetera, sia giusto che manifestino, sia giusto che propongano con iniziative intelligenti un confronto con chi in questo momento è stato eletto e ha anche un approccio alla soluzione dei problemi diverso. Il problema è proprio questo: ci sono persone che in questo momento sono state elette dal popolo italiano, e da lì non si scappa, che hanno un approccio alla soluzione dei problemi che è diverso e fanno una manovra che in qualche maniera avevano anticipato e per la quale hanno preso la fiducia. Rispetto a questo non si può dire nulla, rispetto a questo dobbiamo rispettare ed eventualmente trovare un codice di opposizione costruttiva, ripeto, non conservativa e nemmeno distruttiva, perché questi sono due aspetti che assolutamente non possono funzionare. Un'opposizione costruttiva che nello specifico e nei temi, magari con le persone giuste, perché adesso io credo che al di là di tutto il sindaco Crosato, anche con l'esperienza di cui sta parlando, sia prima di tutto una persona che sa di cosa sta parlando e quindi può essere efficace per i suoi cittadini, a prescindere dal partito che rappresenta, a prescindere dal movimento politico che rappresenta. Perché poi quando si va a parlare all'ANCI o quando si va a gestire un comune con il vecchietto che viene e non ha i soldi per il riscaldamento, la polemica sterile che ti serve magari a dare un'identità a quello che sei, al tuo partito, non serve assolutamente a niente. Quindi le categorie professionali devono continuare a portare un contributo al miglioramento di una manovra, però dobbiamo fare politica assolutamente in maniera diversa. Poi è chiaro, non so, Renzi sono anni diciamo, che per quanto riguarda la sanità, ad esempio, risponde a quei medici che manifesteranno dicendo: se possiamo prendere il MES, prendiamolo, E qui sappiamo che probabilmente il presidente Meloni non ci accontenterà da questo punto di vista, però il problema della sanità è un problema che ci portiamo avanti da tanto tempo. Sono state fatte delle scelte anche progettuali che ci portano alla sanità di questo momento, è stato gestito probabilmente un qualcosa sulla pancia e sulle esigenze del momento, senza ragionare a un qualcosa che poteva essere proiettato sul futuro. Ripeto, andare a rimestare i motivi per i quali ci siamo trovati in questa situazione è un bel esercizio retorico, sicuramente potrà dividere le categorie tra giusto e sbagliato, colpevoli e innocenti, ma non serve assolutamente a niente ad accorciare le liste d'attesa o comunque a mettere le persone che hanno un problema oncologico nelle condizioni di essere curate subito e non fra 6 mesi o fra un anno, quando forse tutto questo diventa inutile. Allora cerchiamo di ragionare su questo. Ci sono sensibilità diverse, come ho detto prima, c'è una carta dei valori che ogni partito dovrebbe avere, che in qualche maniera dà una sensibilità e allinea le anime. Ci sono delle differenze importanti, ma in questo momento io non capirò mai, ripeto, non capirò mai come abbiamo potuto in Italia liberarci. Lui sarà stato anche contento, ma di un Presidente del Consiglio che secondo me per un altro annetto poteva continuare a fare il suo lavoro, avrebbe messo d'accordo tutti, eccetera. E lì anche i partiti che in questo momento sono al governo hanno delle responsabilità. Certo, c'era la loro occasione, adesso se la giocheranno da parte del terzo polo, avranno un'opposizione, come vi dicevo, possibilmente intelligente e costruttiva, però adesso anche le responsabilità che in qualche maniera chi ha fatto la crisi di governo si deve prendere, è una questione proprio di responsabilità e adesso noi stiamo a guardare e eventualmente aiutiamo, però se fossimo la querelle del pre-caduta Draghi, con tutto rispetto per il sindaco Crosato, che io stimo molto, ma non stimo assolutamente il suo presidente Berlusconi, che è stato sicuramente una gran persona, ma c'ha un declino veramente significativo negli ultimi anni della sua carriera politica. Ecco, abbiamo assistito a delle cose
che adesso pesano e non possiamo neanche far finta che tutto possa passare in cavalleria. Non guardiamo a questo, archiviamo anche quella imbarazzante e grottesca parentesi della politica italiana. Ci siamo liberati di un grande Presidente del Consiglio che bastava lasciargli un altro annetto e le cose probabilmente sarebbero andate meglio per tutti. Adesso c'è questa situazione, proviamo di limare le cose che non funzionano in modo che tutto possa funzionare. Io rimpiango Draghi, adesso cercheremo di fare un'opposizione intelligente anche rispetto a questa manovra per chi adesso ci sta governando. Crosato, la ferita è rimasta aperta, la ferita della caduta del governo Draghi è rimasta aperta, non si rimargina. No, io l'ho sempre detto che comunque, diciamo, se in quel periodo storico era più che altro il fatto della discontinuità che dava il Movimento 5 Stelle al governo, quindi credo sia stata quella la criticità più forte. Però non voglio tornare ormai a 6-7 mesi fa. Adesso abbiamo come Presidente del Consiglio Meloni, che comunque dà ampia sicurezza di capacità e anche di un peso politico, quindi ha avuto un grande successo politico e quindi non abbiamo diciamo, problemi di leadership in questo momento all'interno del centrodestra, è chiarissima. Forza Italia dal canto suo praticamente sta portando avanti anche determinati temi a noi cari e quindi aspettiamo e lasciamoli lavorare. So che il momento diciamo di creazione della legge finanziaria sembra un momento molto importante e molto difficile, come ho detto prima, quindi aspettiamo, do solo un dato, quei 500 milioni che sono destinati a chi ha un ISEE inferiore ai 15.000 euro in grossa difficoltà, che poi era il discorso che facevo prima collegato al fatto di dover dare risposta, come diceva prima benissimo il collega, all'anziano che ti viene in comune a chiedere generi alimentari. Allora, siamo in chiusura, mi consenta Lode di chiudere con Crosato solo per un motivo. Insomma, apriamo con il tema con cui chiudiamo con il tema con cui abbiamo aperto. Siamo tornati sulla tragedia di Davide Rebellin. Lo dico a Crosato perché non a caso Crosato è il sindaco di un bellissimo comune che si chiama Cessalto, che ha anche la fortuna o sfortuna di essere accanto alla 4, e abbiamo raccontato cosa è successo quest'anno, cosa succede ogni anno, ma soprattutto quest'anno in A4. E un tema particolarmente di sensibilità per il sindaco è quello della sicurezza stradale. Purtroppo, per tornare a parlare di sicurezza stradale, dobbiamo attendere la morte anche di un campione del ciclismo, ma è ancora una volta un ritornello che non riusciamo più a dire, però è così. Crosato. Sì, assolutamente, perdiamo un grandissimo campione. Sono un grande appassionato, adesso corro molto meno perché ho il comune da correre qui praticamente, quindi ho abbandonato lo sport che amavo, però lui era veramente un grandissimo campione ed è una tragedia. Do solo una notizia da Antena 3, magari sempre legata all'autostrada, oltre a un incidente che è avvenuto anche in questi minuti che mi è stato segnalato in diretta. Domenica faremo la nostra giornata per quanto riguarda la disabilità, la giornata internazionale della disabilità, e ho chiesto, organizzata dal Melograno e dalla nostra parrocchia, ho chiesto al sindaco di Riccione, voi vi ricordate perché il sindaco di Riccione? Perché Riccione è il paese dove c'era il Centro 21, che è, ahimè, l'associazione che ha pianto più vittime su quell'incidente di settembre scorso, e quindi il sindaco di Riccione mi ha detto che in videoconferenza però sarà comunque con noi, e quindi è anche un bel segnale, insomma, sia nel momento di ricordare la giornata della disabilità, ma soprattutto legato a quello che è successo nei nostri tragici eventi recenti, e per aprire di nuovo un faro sul tema della sicurezza stradale, su sicurezza di un tratto autostradale che veramente in cui siamo in forte ritardo. Bene,
Grazie al sindaco Crosato, grazie a Jacopo Lodde, grazie per essere stati davvero con noi e buon lavoro, ci sentiremo ovviamente nei prossimi giorni, ovviamente. Grazie, buon lavoro. Ho solo il tempo di annunciarvi che dopo la pubblicità, meteo e pubblicità, c'è una puntata con la nostra Alice Montagnier con gli specialisti dell'ULSS 3 Serenissima. Il tema di oggi è le patologie dei reni. Si parlerà di quali sono i segnali per riconoscere precocemente la presenza di una malattia e di come prendersi cura di questi organi che svolgono funzioni così importanti per l'organismo. Ospite in studio la dottoressa Barbara Rossi, direttore dell'unità operativa complesse di nefrologia dell'ospedale di Dolo e Mirano. Potete come sempre chiamare in diretta per cercare di risolvere i vostri dubbi con lo specialisti. Quindi le patologie dei reni ne parleremo subito dopo le previsioni del tempo e la pubblicità con Alice Montagnier in diretta. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il mese inizia con un via vai di perturbazioni. Su buona parte d'Europa insiste una moderata circolazione ciclonica che sul nostro territorio porterà frequente nuvolosità e anche qualche modesta precipitazione. Il dettaglio di giovedì 1 dicembre. Sul Veneto cielo nel complesso coperto ma con possibili locali schiarite fino al pomeriggio. Verso sera occasionali piovaschi in pianura e sulle zone montane. Leggeri fenomeni nevosi da circa 900-1200 metri sulle prealpi a 700-1000 metri sulle Dolomiti. Temperature in aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece comprese tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo grigio, non si escludono schiarite sulle zone costiere. Dalla sera possibili delle piogge sparse. Su pianura orientale e costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi. Poi nella serata e soprattutto nella notte qualche precipitazione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.